Mister Sanna, un amichevole oggi contro il Valedoria in vista della prossima gara di campionato contro l'Arzachena. Come vi siete preparati a questo impegno? Ci stiamo preparando al meglio contro una formazione ottima del campionato di eccellenza. Andiamo ad incontrare una squadra forte, preparata, che ha entusiasmo, che ha un'ottima classifica, quindi dovremo essere al massimo tutti. È stata assorbita la sconfitta sul campo della Viterbese? Ma senza dubbio l'abbiamo riassorbita subito, già martedì eravamo carichi e pronti per prepararci, per poter affrontare al meglio una partita come quella dell'Arzachena. Ci sarà un'assenza importante, quella di De Martis, come si potrà ovviare? Sappiamo tutti il valore di De Martis giocatore, ma soprattutto De Martis uomo. Sarà una perdita importante, ma io sono sicuro che chi giocherà farà benissimo domenica. L'Arzachena è una squadra lanciatissima in questo campionato, impegno difficile. Sì, l'ho detto prima, è una squadra molto preparata, che non è lì per caso, ha degli ottimi giocatori, Branici, Sanna, lo stesso centrocampista che giocava alla Torres, e quindi dovremo essere al massimo per affrontare una partita così delicata, ma noi vogliamo riprendere il nostro cammino che abbiamo smarrito domenica. Si spera anche in una bella cornice di pubblico. Sono sicuro che domenica ci sarà molta più gente di quella che c'è stata l'ultima partita, anche perché la gente ha capito che questi ragazzi stanno facendo il massimo e dobbiamo ripartire perché dispiace molto, poi ci hanno tolto anche questi famosi 4 punti e dobbiamo riaccorciare subito le distanze.